Le bare sono ancora lì, una trentina in totale. Continuano a stazionare all'interno di uno stanzino magazzino in attesa che la burocrazia faccia il suo corso. Siamo al cimitero di Pianogatta ad Agrigento, oggi più che mai finito in un limbo amministrativo dopo che il comune di Agrigento ha nelle settimane scorse vinto il ricorso contro la società Global Service che gestiva la struttura. Il tribunale amministrativo ha sentenziato che la società era sprovvista delle certificazioni necessarie e che quindi a quel raggruppamento di imprese vincitore di un appalto datato e ritenuto non molto conveniente per i privati serve una nuova capofila. Una vittoria che non ha fatto esultare gli uffici di Palazzo dei Giganti perché appunto si apre una parentesi legale non semplice da gestire e che oggi è anche decisiva al punto tale che tutti attendono le decisioni degli uffici per capire il da farsi, così come si attenderà il parere della società Consital del medesimo raggruppamento con la Global Service sull'ipotesi di subentrare a questa nella gestione. Intanto le bare sono in attesa e con esse le famiglie dei defunti, una trentina con 48 loculi già pronti ma in stand-by, appunto in attesa delle decisioni di natura legale. E una trentina di corpi da ridistribuire dopo che furono sepolti dentro le cappelle cimiteriali private. In fase di completamento in attesa di successivo collaudo sono altri 148 loculi. Le settimane prossime saranno decisive, in attesa di una nuova amministrazione o della riconferma dell'uscente e delle determinazioni degli uffici, anche se la morte purtroppo non aspetta.